Un cambiamento di aumento di accesso di persone ai nostri servizi. Abbiamo confrontato gli accessi nei centri di ascolto parrocchiali e vicariali nei primi 3 mesi del 2023 con i primi 3 mesi del 2024 e abbiamo notato un incremento di circa il 6% e questo dato l'abbiamo valutato come una possibile conseguenza della chiusura del reddito di cittadinanza e dell'avvio delle altre 2 politiche di contrasto alla povertà, l'assegno di inclusione e il supporto di formazione al lavoro. Il rapporto sulla povertà di Caritas Padova mostra uno spaccato della città nella sua parte più fragile. Le storie delle persone che si rivolgono ai diversi servizi diocesani, i centri di ascolto, lo sportello disagio finanziario, il poliambulatorio Caritas e accoglienze si fanno sempre più complesse e difficili da affrontare, richiedono percorsi più lunghi per uscire da stati più o meno impegnativi di fragilità. 2682 le persone incontrate, tra cui molte persone nuove, rappresentano altrettante storie di vita. In verità c'è un calo di affluenza nei centri di ascolto vicariali e nelle parrocchie che utilizzano il nostro sistema di raccolta dati. È un calo del 4%. Abbiamo incontrato complessivamente più di 2000 persone. Di queste 2000 persone, però, più della metà, cioè più di 1000, sono delle persone che si sono presentate per la prima volta nei nostri sportelli. Questo allora ci fa pensare che non ci sia di fatto una diminuzione della povertà. Circa la metà sono persone di origine italiana, a seguire le provenienze arrivano per un quarto da Marocco e Nigeria, seguono a distanza Romania, Albania e Tunisia e poi le altre nazionalità. Spesso hanno più di un bisogno, soprattutto necessità economiche o legate all'occupazione, alla salute, alla famiglia e alla casa. Questo ci dice un po' che i figli di queste famiglie hanno qualche difficoltà ad avere strumenti per poter crescere nella maniera più opportuna. Sarebbe interessante studiare delle politiche di integrazione che tengano presente anche questa differenza culturale tra il luogo di origine e quello di destinazione. Le situazioni più gravi sono seguite dal centro di ascolto diocesano di via Bonporti, con persone senza dimora o in situazione di grave marginalità, dove sono stati incontrati nel 2024 430 persone, più dell'80% uomini, meno della metà stranieri. Nel centro di ascolto diocesano, dove si incontrano situazioni di marginalità grave, emerge con forza il tema della mancanza di un alloggio stabile. Nei centri di ascolto vicariali, invece, il secondo bisogno più rilevante è la difficoltà nel trovare e mantenere un lavoro adeguato, che consenta quindi di sostenere le spese legate alla casa. Sale anche l'afflusso ai servizi sanitari in via Dupré e allo sportello dedicato al disagio finanziario.